Posso cominciare? Sì, prego. Io sono una persona chiaramente piena di dubbi. Certo, non mi fase immagino. della vita che sto È giusto che lo sia. attraversando. E vabbè, la ringrazio perché ha fatto una presentazione più convincente di quella che ha fatto l'infermiera al corso preparto. Sì, ma ecco, permetto una cosa, non voglio convincere. No, io invece sia ben chiaro questo. avrei veramente piacere di conoscere proprio le opinioni rispetto a tutte quelle che sono le parti dell'esavalente che vengono fatte nel primo trimestre. Sì. Nel senso che ci ha fatto vedere il planisfero rispetto alla poliomelite e quindi partirei da lì, ovvero perché devo vaccinare un bimbo contro la poliomelite se la possibilità di di riscontrarla si trova in Pakistan e in Nigeria, ad esempio. Allora, no, non è... io ho spiegato male. Allora, il fatto di dire che in Pakistan, in Nigeria e in Afghanistan sia endemica significa che lì è presente, cioè ci sono e continuano ad esserci casi di poliomelite nel paese endemica. Purtroppo però il virus può girare, perché sappiamo bene che basta un aereo per portare il virus. E quindi è vero che il rischio di poliomelite nel mondo occidentale oggi è estremamente basso, ma purtroppo fino a che rimane una possibilità che il virus si trasmetta, occorre mantenere la protezione. Perché se noi oggi smettessimo di vaccinare per la poliomelite in Europa, tempo 5 anni avremo di nuovo la poliomelite. Purtroppo è successo, cioè non è teoria. Le ultime epidemie di poliomelite che sono state in Europa sono state in comunità ristrette non vaccinate, in Olanda, dove c'è stata una ventina di casi di poliomelite circa 20 anni fa, quindi in un momento in cui ormai la poliomelite in Europa era comunque già sparita. Ovviamente si cambiano le strategie. I vaccini per la poliomelite non ce n'è uno solo, ce ne sono due. Uno è quello che presumibilmente molti di noi hanno fatto da piccoli, che era quello per bocca, che è un vaccino vivo attenuato, quindi con nel caso della poliomelite qualche rischio in più. In effetti il vaccino della poliomelite vivo, quindi non l'esavalente che è morto, questo sia ben chiaro, ma il vaccino della poliomelite vivo è stato tra i vaccini quello che sicuramente ha dato i maggiori problemi, perché ha causato e causa tuttora la poliomelite da vaccino, che è un evento ovviamente importante, vero, reale, che c'è un aumento, cioè è dimostrato tutto questo, quindi esiste. È un numero piccolo, nel senso che è un caso ogni 700.000 prime dosi di quel vaccino lì, però esiste. Anche qui è una scelta, perché uno dice uso quello piuttosto che usare quello morto. Chi decide queste cose qua? Torno a dire, non sono decisioni che vengono prese dal medico, ma neanche dalla regione né dallo Stato, è sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità che valuta queste cose. E come le valuta? Il vaccino vivo finché c'è il virus, come in Afghanistan o in Pakistan o in Nigeria, cioè c'è il virus selvaggio che circola, è migliore perché mi salva più vite. E quindi dovendo io fare una strategia su popolazione, devo decidere qual è la strategia che mi permette di salvare più vite, anche a costo di avere pochi casi di reazione, ma se salvo 100 e ne causo 2, ho un vantaggio di 98. Chiaro? Nel momento in cui il virus, come in Europa, non c'è più, si cambia strategia, si usa un vaccino un po' meno efficace, perché quelli morti sono leggermente meno efficaci, ma che sono sufficienti a mantenere una protezione di popolazione tale da impedire la circolazione del virus. E quindi si continua a usare quello. Chi decide queste strategie proprio in base all'andamento dell'epidemiologia mondiale è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non è un singolo Stato che decide cambio vaccino. Glielo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, da domani cambia vaccino perché quello là non va più bene. Spero di aver risposto. È ovvio anche che, dico un'ultima cosa sempre, che la maggior parte delle malattie per le quali ci sono questi vaccini danno eventi gravi rari. Nessuno,
vorrei dire, anche tornando alle meningiti, uno dice sono malattie che ci preoccupano di più, ma in effetti se andiamo a vedere poi non è che siano frequenti, per fortuna sono rare come malattie. Quando faccio la prevenzione però, io devo fare una prevenzione perché come faccio a sapere se quella rarità succede a me o succede a un altro? Non lo posso sapere, allora o decido di prevenire, cioè di fare una prevenzione, o decido di non farla perché ritengo che a me quell'evento non succede. Se posso fare un esempio banale, rapportarmi alle cinture di sicurezza in macchina. Cintura di sicurezza ci serve se abbiamo un incidente, se non abbiamo un incidente non ci serve, mi sembra abbastanza ovvio. Il rischio per ognuno di noi singolo di avere un incidente nella propria vita di guidatore o di passeggero, se andiamo a vedere i numeri, è veramente basso. Questo non toglie che noi usiamo sempre le cinture di sicurezza. Perché? Perché riteniamo che comunque il rischio esista, non è zero. Così come i bambini è giusto che vengano messi nei seggiolini e legati ai seggiolini. Perché? Perché il rischio che possa avere un incidente c'è, raro, remoto, quanto vogliamo, ma esiste. Allora la scelta che uno deve fare è sempre una valutazione. Ritengo che questa cosa possa capitarmi? Sì o no? Se ritengo che possa capitarmi, voglio correre il rischio che mi capiti, perché tanto penso o sono convinto o sono sicuro che a me comunque non succederà nulla, bene. Se preferisco prevenire, devo fare qualcosa. La prevenzione è fatta così, cioè si fanno delle cose per rischi comunque molto remoti. Questo io voglio essere chiaro, cioè dire che bisogna vaccinarsi e che queste malattie fanno stragi dovunque, no, è terrorismo, non è così. Posso chiedere? Sì, no, le chiedo un'altra cosa perché ho cercato di approfondire proprio la questione della meningite, sì. Però dai testi, da internet è un po' difficile. Sì, appunto, all'interno dell'esavalente c'è l'emofilo B e poi c'è una settima vaccinazione che fanno sempre al terzo mese che invece è il meningococco B. Dunque, allora chiarisco un attimo. Mi chiarisce questa... un po' da questo. Allora, le meningiti nei bambini sono 4. Non una è l'Hemophilus contenuto nell'esavalente, uno è lo pneumococco, che è un secondo vaccino che viene offerto e raccomandato nel terzo mese a 2 mesi, uno è il meningococco C, che è quello che va, scusate il termine, di moda in Toscana in questo periodo, e il quarto è il meningococco B, quindi in effetti i germi che mi possono causare meningite, perlomeno nel bambino piccolo, sono questi 4. Oggi ci sono i vaccini per tutti e 4, morendo, che si fanno con tempistiche leggermente diverse. L'Hemophilus e lo pneumococco vengono proposti a 2 mesi, terzo mese, sono 2 mesi compiuti. Il meningococco C viene proposto a 1 anno. Questo è un effetto di quella famosa protezione di gregge di cui vi ho accennato prima, perché viene proposto a 1 anno, non perché non possa capitare nel primo anno, ma perché si è visto che vaccinando i bimbi di 1 anno si proteggono anche i più piccoli, risparmiandogli buchi, in questo caso non soldi, perché il vaccino costa poco, ma proprio buchi al bambino, perché se noi cominciamo nel primo anno le dosi sono 3, se ne facciamo 1 anno ne basta 1, perché mi dà la stessa protezione. Il meningococco B, che è l'ultimo, viene offerto a partire dai 6 mesi, in 3 dosi. Quindi sono 4 le cause di meningite in un bambino, i vaccini oggi ci sono per tutte e 4, per cui chi vuole non rischiare può farli. Scusi, anch'io ho alzato la mano perché volevo capire, prima la scorsa serata si diceva che forse i vaccini vengono fatti in un'età molto precoce, quindi volevo capire da un medico perché si fanno 2 o 3 mesi, perché dicevano che forse sarebbe meglio farli, mi pare da ignorante, quando il bambino ha un sistema immunitario che è formato, perché magari sarebbero meno dannosi per un sì, no, ok, rispondo. Anche la tempistica di esecuzione non è una tempistica lasciata al caso, nonostante che uno dice ma fanno 2 mesi perché è così, no.
Allora, è vero che il sistema immunitario del bambino piccolo non è meno valido di quelli del bambino più grande. Diciamo che il punto di passaggio tra un sistema infantile piccolo e un sistema più grande sono circa i 2 anni. Fino a 2 anni, il bambino sotto i 2 anni ha un sistema immunitario più lento, quindi la debolezza del sistema immunitario del bambino è la lentezza, cioè reagisce un po' più lentamente. Ma è questo il motivo, è proprio questo il motivo per cui vanno protetti. Perché se io lascio che un bambino piccolo con un sistema lento si prenda una meningite, la meningite nel giro di 5 ore è già invaso tutto prima che riesca a fare. Mentre un bambino più grande, il suo sistema immunitario è in grado di bloccarmela e di proteggermi un po' di più. Quindi per molte malattie, non per tutte, ma per molte malattie, è proprio l'età che comporta un maggior rischio di effetti dannosi. E quindi nella valutazione del pro e contro, calcolando che in effetti poi la reazione al vaccino, che è legata a quello che ho detto, quindi alla stimolazione del sistema immunitario, è uguale in massima a qualunque età. Anzi, se andiamo a vedere la reazione allergica, lo shock anafilattico, che è la reazione più grave che posso avere, avviene dai 5-6 anni in poi e non prima, perché non si nasce allergici, ma lo si diventa, e da questo punto di vista ho più rischi aspettando e non facendola prima. Quindi va sempre valutato il pro e contro, cioè il pro significa ho un rischio per quella malattia, se ce l'ho prima mi proteggo, più vantaggi ho, se non ce l'ho non faccio il vaccino. Credo che non ci siano alternative su questo. Io vorrei capire un po' in termini numerici, se possibile, quali sono il bilanciamento tra rischi e vantaggi, cioè nel senso, malattia X, se mi vaccino ho rischio di morte o danni gravi da vaccino, che è questo. Se invece è il contrario, se invece mi sono vaccinato, se non mi sono vaccinato ho un rischio di danno grave o di morte per questa malattia. Siccome è molto difficile trovare questi dati, cioè proprio numericamente. Sì, diciamo che purtroppo non è che sia difficile, è che i numeri in medicina possono essere dati in tanti modi. Allora è chiaro che io do una risposta adesso basata esclusivamente su quelli che sono i dati scientifici, perché io faccio questo mestiere e su questo mi devo basare. Posso farle un esempio, perché sono quelli che conosco a mente meglio adesso, sul morbillo, perché è una malattia su cui i numeri che abbiamo abbastanza, ci sono certezze. Allora, una malattia morbillo dà un caso su 1000 di encefalite. Il mondo occidentale, non parliamo di terzo mondo dove uno dice no, mondo occidentale, quindi caso su 1000 di encefalite, di questi 1 su 10.000 muore e 4 su 1000, anzi 4 di questi 4 su 10.000 circa hanno degli esiti. Quindi ogni 10.000 soggetti che fanno il morbillo abbiamo un morto e 5-6 esiti, che significa danni neurologici permanenti. Questi sono i dati dovuti alla malattia, assolutamente i dati di qualunque indagine Istat lo conferma. L'ultima epidemia di morbillo in Italia è stata nel 2003 in Sud Italia, Campania, Puglia, Calabria. Ci sono stati circa 60-70 mila casi di morbillo, ci sono stati 8 morti. Esistono questi, purtroppo, è la verità. E appunto, se in Italia si decidesse di non vaccinare, cioè lo Stato dicesse ma a noi non interessa offrire il vaccino, facciamo a meno di vaccinare, torno a dire, su 500.000 nati, calcolando che il morbillo è la malattia più contagiosa in assoluto, avremo ogni anno circa 50 morti e 250 danneggiati permanenti. Questi sono i dati della malattia. Per quanto riguarda il vaccino del morbillo, i dati i rischi che sono connessi, ovviamente tralasciando il fare il vaccino in un soggetto che non lo deve prendere, perché è chiaro che se io faccio il vaccino non riesco a fare il secondo anno di vita,
nel momento in cui se un soggetto, se un bambino ha un deficit immunitario o meno lo sappiamo, cioè non possiamo non saperlo perché ovviamente avrà già avuto tutta una serie di malattie tali per cui è conosciuto. O se prendo un adulto che abbia un deficit immunitario, è chiaro che a quelle persone lì io non lo devo fare quel vaccino, ma se lo faccio non è colpa del vaccino, è colpa mia, cioè, è ben chiaro, cioè, conseguenze dovute alla malattia. Morbillo mi dà ad esempio un caso di 3.000 bimbi di morbillo ha una piastrinopenia, scusate il termine, adesso vi spiego cos'è, che significa un calo delle piastrine. Le piastrine sono uno dei componenti del sangue, quelle che servono per la coagulazione. La malattia morbillo da 1 ogni 3.000. Col vaccino si può avere un caso ogni 30.000 di calo. Sono dei cali transitori, per cui non danno esiti permanenti, dura qualche mese e poi si risolve. La malattia 1 ogni 3.000, la vaccinazione 1 ogni 30.000. Queste sono le conseguenze. Sul discorso come dire, pubblicizzato dell'autismo, anche qui io vi do 4 notizie perché non voglio entrare in polemica su questo perché non è il caso. Allora, una è un ragionamento. Allora, i vaccini a virus vivi sono vaccini in cui c'è il virus e il brodo di cultura, che è un brodo, una gelatina. E come aggiunta l'unica cosa che c'è in più è una piccola dose di un antibiotico che è la neomicina, che viene messo nel terreno di cultura per mantenerlo sterile, perché ovviamente non deve inquinarsi. Quindi questo contiene. Per capirsi, se io disinfetto la pelle con l'alcol e non aspetto e faccio subito il vaccino, posso rischiare di ucciderlo e quindi di renderlo inefficace. Quindi non ci sono conservanti dentro, non ci sono additivi, non ci sono i metalli pesanti in quel vaccino lì. È lo stesso materiale genetico reso più debole. Come ho detto, deve esserci una correlazione biologica tra ciò che faccio e ciò che seguo e ciò che vedo. La malattia morbillo, cioè il virus del morbillo selvaggio, non è mai stato correlato da decine di migliaia d'anni, visto che è un virus che era presente un sacco di tempo fa, non è mai stato correlato all'autismo, il virus del morbillo. Un virus uguale più debole, uno dovrebbe spiegarmi perché dovrebbe essere correlato, con che meccanismo biologico lo può essere. E questo è un input che vi do. Ognuno ragioni con la sua testa, ma ragionate su questo. L'altra cosa che è giusto sapere, perché è giusto conoscere le cose, è che gli studi che avevano correlato il vaccino del morbillo per l'artrite reumatoide con l'autismo sono studi degli anni 90 di un medico inglese che ha pubblicato questo studio su una prestigiosa rivista, studio che però dopo già un paio d'anni si aveva rilevato alcune pecche, tanto che i coautori hanno ritirato la firma. Nel 2010 questo medico è stato radiato in Inghilterra perché una indagine giornalistica, quindi non neanche medica, ma giornalistica, ha dimostrato che i dati erano falsi, nel senso che il medico aveva falsificato i dati perché è pagato da un gruppo per dimostrare questo, tant'è che è stato radiato. In scienza poi, a parte questo, c'è da dire che quegli studi lì non è mai stato possibile replicarli da nessuno. E la base della scienza è che qualunque esperimento, per essere vero, deve essere replicabile. Se io non posso replicarlo, vuol dire che non c'è dietro niente. Quindi queste sono le cose. Quindi, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha pubblicamente smentito qualunque correlazione tra vaccini e autismo, appunto, ecco, dopo non voglio entrare in polemica su questo. Ma c'è una fonte affidabile da cui può tirare fuori questa serie di dati? Perché è abbastanza difficile. Fonti affidabili sono, ovviamente io posso dire che sono tutti siti
istituzionali, da vaccinarsi.org al sito della FIMP, di cui io faccio parte, a siti dell'Istituto Superiore di Sanità, ai CDC di Atlanta, ci sono siti, c'è un centro simile a quello americano, che si chiama ECDC europeo, quindi volendo certo che ci sono, chiaramente non sono i primi che appaiono normalmente quando si fa una ricerca. Anche è un po' difficile perché Sì, c'è un po' tutto dentro di tutto, quindi... No, assolutamente sì, solo vi dico con molta onestà, allora l'argomento vaccinazioni è un argomento che ho cercato di farvelo semplicemente, ma credetemi è estremamente complesso, non tanto quanto nel fatto che uno deve conoscere, leggere, studiare e verificare tutto questo, tenendo conto che queste cose qua uno le fa in genere per il proprio conto, cioè non che non esistano, ci sono una marea di testi, di libri su cui studiare, ma non sono argomenti che vengono di norma approfonditi all'università. Quindi uno si laurea in medicina senza aver studiato i vaccini, questo lo dico, e spesso ci si specializza in pediatria, come il sottoscritto, senza aver studiato più di tanti vaccini, se non in maniera molto approssimata. Poi se uno vuole approfondire, ovviamente i sistemi per approfondire ci sono e ci si mette anni e anni, quindi per conoscere bene i meccanismi, come funzionano e cosa aspettarsi, tutte queste cosette qua, sì, non è una cosa che uno fa così. Personalmente sono 30 anni che me ne occupo e credo di 30 anni, insomma, di essermi fatto un po' di esperienza e un po' di cultura, ma in effetti tra la classe medica è un argomento di cui non c'è molta cultura, quindi spesso anche colleghi medici possono dire cose non basate su studi veri, ma su quello che magari hanno letto sul giornale il giorno prima e non va molto bene. No, solo ancora una domanda, perché siccome si parla di influenza prima anche del vaccino dato proprio agli anziani, Sì. anche mia nonna che ai tempi l'aveva fatto, però adesso senza rifarmi l'esperienza di mia nonna, si diceva la scorsa serata che di influenza esistono veramente una moltitudine di tipi, più di 200, e che il vaccino che poi viene proposto riguardava solo uno o due casi tra i vari possibili. Dicevano, ha senso proporre il vaccino per uno o due tipi di influenza quando ne esistono così tanti? Perché? Sì, allora, anche il virus poi cambia. certo, non mi serve. Anche qui, allora, non è vero che esistono più di 200 influenze diverse. Normalmente... Spero di ricordare bene. No, ma allora, esistono più di 200 virus che danno sintomi simil-influenzali, e questo è un discorso diverso. I virus dell'influenza che circolano in media in una stagione sono da 1 a 3. Quest'anno ce ne 3 che stanno girando, il virus B, l'H1N1 e l'H2N3, ce ne sono 3 ceppi diversi che però sono tutti contenuti nel vaccino che ha fatto, contenuti nel vaccino di quest'anno. Perché vaccinarsi per l'influenza? Ma perché l'influenza come virus rispetto ai 200 simili influenzali è quello più cattivo. Che ci sia una correlazione tra l'influenza vera e l'aumento di mortalità nell'anziano in particolare è scientificamente provato, ed è provato anche ad esempio da degli studi giapponesi di una quindicina d'anni fa, dove studi Istat, proprio studi di mortalità, in cui non ce l'ho qua, per cui credetemi, anche qui cerco di descriverlo, in cui comunque c'è una correlazione. Loro avevano, in quel periodo vaccinavano i bambini per l'influenza, che sono in effetti gli untori, e chi trasmette l'influenza sono i bambini. L'anziano se la prende, ma chi la trasmette al bambino, vaccinavano i bambini per l'influenza per togliere il virus dalla cellula, per non far circolare il virus. E in effetti per gli anni in cui hanno vaccinato i bambini la mortalità era calata, la mortalità generale
soprattutto degli anziani, perché non circolando più il virus, gli anziani non si ammalavano. Quindi queste correlazioni ci sono. Ci sono una marea di studi che dimostrano come il virus dell'influenza in determinate categorie in particolare possa dare grossi problemi. La scelta della vaccinazione è una scelta più o meno universale un po' in tutto il mondo, non in tutto il mondo lo fanno a tutti, in alcuni paesi vaccinano un po' tutti, in altri paesi come l'Italia si tende a vaccinare prevalentemente l'anziano. È chiaro che uno non deve sentirsi dire ti faccio il vaccino e tu per quest'inverno non ti ammalerai mai, perché questa è una balla. Cioè, non si può fare, uno dice ti faccio il vaccino e ti evito le complicazioni gravi se ti viene quell'influenza, che poi, torno a dire, uno possa prendersi il raffreddore o un'altra malattia simile influenzale, su questo non ci piove, non è per quello che viene fatto il vaccino. Quindi è giusto, come sempre, dare delle informazioni, come dire, corrette su cosa evito, perché appunto quello di dire mi faccio il vaccino, vacciniamoci per influenza così non ci ammaliamo, scusate, se uno lo propone in questo modo dice una sciocchezza, quindi non è così. Posso fare una domanda? Sì, Diverse politiche dei vari paesi europei riguardo alle vaccinazioni, no? Sono abbastanza differenti in parte. No, diciamo che no, tutto sommato c'è qualche differenza, ovviamente anche perché con l'Europa 28 stati sì, qualche differenza c'è, però c'è anche il centro europeo, che si chiama CDC, che sta cercando proprio di uniformare l'offerta in tutti i paesi. Diciamo che nella maggior parte dei paesi non esiste l'obbligo, ma come ho detto fin dall'inizio non è una cosa che in effetti se poi uno non vuole vaccinare non si vaccina, appunto. In molti paesi l'obbligo è mascherato, nel senso che non c'è l'obbligo, poi però per andare a scuola vogliono la certificazione, quindi bisogna stare anche attenti quando si leggono queste cose. È vero che l'Italia è uno dei pochi paesi che ha ancora una legge non neanche seguita tanto sull'obbligo, però in altri paesi, soprattutto le scuole più prestigiose, se uno non è vaccinato non entra, se uno andrà a fare un college in America, se non si è stravaccinati non ci fanno entrare, ecco. È giusto che poi sappia che sì, non c'è l'obbligo, ma poi se voglio fare certe cose o lo faccio, se no. Comunque l'offerta è abbastanza simile oggi, devo dire, in gran parte del mondo, neanche solo in Europa. Ci sono paesi in cui magari non riescono a fare determinate vaccinazioni perché non hanno i mezzi economici per farle, quindi c'è un aiuto, si cerca di dare un aiuto a queste popolazioni perché possano comprarsi i vaccini, ma là dove non lo fanno in genere il motivo è più che altro questo, c'è un problema economico. I vaccini aumentano le allergie? Possono aumentare le allergie? No, risposta a questa è una risposta secca, no, anche qui è dimostrato. È dimostrato che semmai l'eccesso di igiene, cioè la teoria igienica su cui poi hanno detto che i vaccini fanno aumentare, non è che i vaccini fanno aumentare le allergie, è l'eccesso di igiene e il mancato contatto con quelli che venivano definiti germi da cortile, quindi quando si è in eccesso di questo, che non stimolando adeguatamente il sistema immunitario può favorire un spostamento della risposta immunitaria nel campo allergico. I germi da cortili sono i germi quelli che mangiamo, toccando per terra, che il bambino mette. Quindi il pulire, strapulire tutto troppo effettivamente non fa bene. Questo è, lo studio però, lo studio che ha dimostrato questo è stato uno studio di confronto tra la popolazione delle due Germanie subito dopo l'unificazione, dove uno si aspettava che le allergie fossero più frequenti nel paese dove si facevano i vaccini tutti obbligatoriamente, che era la Germania dell'Est, e meno frequenti nella Germania dell'Ovest, dove comunque c'è una libertà, come abbiamo noi, di scelta. La realtà era esattamente l'opposto, che erano meno allergici nella Germania dell'Est perché c'era un'igiene meno spinta
e più allergici nella Germania dell'Ovest, dove tutti puliscono con tutti i disinfettanti possibili e immaginabili. Quindi sì, il posto è questo. Nell'ultima serata parlavano di 70 casi riconosciuti di malattie dovute a vaccini. 700. 700. È un dato 700 dove in Italia? In Italia? Sì, 700. è possibile. Il riconoscimento è un riconoscimento giuridico, che qui non entri, che non c'è molta correlazione dal punto di vista. di che malattie si Correlazione, eccetera, ci sono sentenze che hanno anche detto, almeno in primo grado, che c'è correlazione tra il vaccino del morbillo e l'autismo. È una sentenza giuridica che ha le sue spiegazioni, che non sto adesso a dire perché occorre almeno mezz'ora per spiegarla, però non è una valutazione di tipo scientifico. Dal punto di vista scientifico l'autismo con i vaccini e con il morbillo non c'entra niente. Dal punto di vista giuridico hanno dato questa correlazione, ma è un discorso diverso. Quindi sì, sicuramente ci sono, poi bisogna andare a vedere se queste correlazioni sono solo correlazioni di tipo giuridico o sono correlazioni scientifiche. Io qui stasera vi do quelle che sono le mie conoscenze scientifiche e più là non posso andare. Allora, se non ci sono altre domande, Possiamo portare a conclusione queste due serate che sono state organizzate dal Circolo Culturale Navarca e dalla Fondazione De Senibus di Ioannis. Pensiamo di aver fatto una buona informazione coinvolgendo naturalmente due esperti del settore, Claudio Simion della Comilva e questa sera il dottor Paolo Lograno della Federazione Italiana Medici Pediatri. Le argomentazioni naturalmente sono diverse come esposizione, noi abbiamo voluto anche postare la prima serata sul nostro sito e metteremo sicuramente anche questa seconda, perché dopo la prima serata abbiamo ricevuto diverse telefonate che ci hanno chiesto appunto ma io non ho potuto venire, si può fare un approfondimento? Bene, c'è la possibilità appunto di poter vedere tutto ciò e quindi anche riprendere magari con calma quanto in queste due serate è stato esposto. E naturalmente ogni famiglia che ha i propri bambini, ogni coppia, come ha detto anche stasera il dottor Lograno, naturalmente deve ponderare e valutare per fare le giuste dovute scelte. E abbiamo concluso queste due serate, almeno per quanto riguarda questo argomento riguardante la sanità, e speriamo nel futuro naturalmente di poter continuare anche con questo intento, magari per altri temi specifici. Quindi grazie a tutti voi che siete venuti e buon proseguimento a casa vostra di una buona notte. Naturalmente ringrazio l'ospite che mi sono tenuto di riserva, un grazie che ha accettato l'invito di venire qui ad Aiello e quindi abbiamo avuto modo anche di parlare perché è sempre stato di passaggio, ma gli abbiamo raccontato un po' di cose anche riguardanti il paese delle Meridiane, visto che alla fine il suo intervento lo ha concluso con un'immagine appunto del nostro paese. Grazie molte. Grazie a voi.